Buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza di oggi. Oggi abbiamo come relatore il professor Gianluca Introzzi, che è un fisico, è un docente, un professore dell'Università di Pavia e ha svolto la sua attività di ricerca anche in collaborazione con numerosi istituti di ricerca stranieri, tra cui il Superconducting Super Collider di Dallas in Texas, il Fermilab di Batavia in Illinois, e ha anche fatto parte del gruppo Paveso, fa ancora parte, questo non so, di Atlas presso il CERN di Ginevra. Quindi accanto a questa notevole attività di ricerca sulle particelle elementari, svolge però anche un'importante attività divulgativa e specialmente legata alla storia e alla filosofia delle scienze, in particolare nel campo della fisica e dell'astronomia. Ha a suo attivo numerosi seminari anche di tipo divulgativo, ha anche pubblicato dei libri di fisica e di meccanica quantistica. È membro dell'Accademia Ligue di Scienze e Lettere, ma è anche membro dell'Accademia Roveretana degli Agiati. Oggi ci parlerà di teorie scientifiche ed evoluzione della scienza. Introdurrà temi importanti, quali la genesi delle teorie scientifiche, il concetto di paradigma scientifico e il rapporto tra fisica e metafisica. Lascio al professore Introzzi la parola. Ah, sì, adesso sì, grazie Adriana, e dunque sarò rapido perché le cose da dire sono molte, il tempo è tiranno. Allora, questa è una, comincio con una frase di Feynman. Feynman diceva che a parlare dell'influsso che le idee di un campo hanno su un altro bisogna mettere in conto la possibilità di fare brutte figure. In questi tempi di alta specializzazione sono ben pochi coloro che hanno una comprensione così profonda di due diversi campi della conoscenza da non rendersi ridicoli in almeno uno dei due. Se questo era una paura per Feynman, per me è una certezza, quindi non c'è problema, sicuramente dirò qualcosa di impreciso, almeno in campo storico-filosofico. Allora, cominciamo con la peculiarità delle scienze. Alfred Whitehead, filosofo analitico, diceva che la storia della filosofia occidentale non è che una serie di glossi a Platone, questa è una sua frase molto famosa. La storia della fisica invece non è una collezione di note a margine di Newton. Nelle scienze vi è un carattere cumulativo della conoscenza che permette un'evoluzione storica irreversibile del sapere scientifico. Da cosa dipende questa caratteristica della cultura scientifica? Mentre nelle discipline umanistiche non c'è mai una questione risolta, si può sempre tornare sulla stessa questione e dire qualcosa a proposito di quello. Nelle scienze invece, soprattutto nelle scienze matematizzate, c'è una tendenza a considerare esauriti certi argomenti. Tipicamente un argomento, quando viene assiomatizzato, quando una disciplina, una branca della fisica viene assiomatizzata, viene considerata cristallizzata in uno stato pressoché definitivo. Allora, la caratteristica delle teorie scientifiche che differenzia il sapere scientifico da quello umanistico è caratterizzata dalle teorie scientifiche. I fatti non sono scienza. Realizzo che stare un'ora col microfono in mano è scomodo e quindi provvedo. Allora, i fatti non sono scienza. Diceva Leonardo, studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che si innamorano di pratica senza scienza sono come il nocchier che entra in naviglio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada. Cioè occorre una conoscenza pregressa prima di affrontare determinati problemi, perché altrimenti ci si muove allo sbaraglio senza una chiara rotta. Poincaré disse: la scienza si costruisce con i fatti come una casa con le pietre, ma una raccolta di fatti non è una scienza più di quanto un mucchio di sassi non sia una casa. E qui è evidente cosa fa la differenza. Ciò che fa la differenza tra il mucchio di sassi e la casa è il progetto, cioè ci deve essere un progetto che realizzato porta dai materiali al prodotto finito. La stessa cosa succede con la scienza. Perché non avanza? Ok.
va a scatti, va una volta e poi puoi tornare indietro di 2. Ha un problema, questo era fin qui ero arrivato. Vabbè. Allora, il concetto di teoria non è un concetto che è nato adulto, non è come Venere che sorge dalle acque, già bella, completamente formata e formosa. L'idea di come dovrebbe essere una buona teoria scientifica non è scolpita nella pietra come una specie di antico comandamento. È invece qualcosa che esiste nell'atmosfera scientifica del tempo, è il senso comune dell'epoca, il tacito ideale che gli scienziati danno per scontato, ma su cui riflettono poco e che, tuttavia, si modifica profondamente da un'era all'altra. Questa è una citazione da un bravissimo divulgatore americano, David Lindley, questo credo sia il suo ultimo libro. Allora, cosa sono le teorie scientifiche? Cosa sono le teorie scientifiche? Ve lo dice questa immagine. Le teorie scientifiche sostanzialmente sono mappe. Ci sono delle profonde analogie tra le teorie scientifiche e le mappe. Allora, le mappe servono per orientarci nel mondo. Diverse scale e pluralità di mappe tematiche descrivono lo stesso territorio. Le teorie servono per orientarci nella realtà. Pluralità di teorie scientifiche descrivono la stessa realtà. Diceva Max Born, in Filosofia naturale della causalità e del caso, non esiste un'immagine unica di tutto il nostro mondo dell'esperienza. Quindi dobbiamo fare una collazione di immagini diverse per ricostruire da più fotografie un'immagine tridimensionale dell'oggetto di cui ci stiamo occupando. Quindi potremmo usare mappe diverse e tutte queste mappe ci rappresenteranno aspetti diversi di una determinata realtà e l'intersezione o la collazione di queste mappe ci darà un'immagine la più esaustiva possibile del nostro oggetto fisico. Nelle mappe una prima cosa importante è la scala. Questa è la prima è una mappa di Venezia. La seconda è una mappa del Veneto che contiene Venezia, la terza è una mappa dell'Italia che contiene il Veneto e l'ultima è una mappa dell'Europa che contiene l'Italia. A seconda di qual è l'uso lo scopo che ci prefiggiamo, useremo una mappa o un'altra. Se siamo dei turisti a Venezia, chiaramente l'unica mappa che ci può servire è la prima, tutte le altre sono perfettamente inutili. Con la prima possiamo capire dove siamo e come facciamo ad arrivare nel posto dove vogliamo andare. Quindi la scala della mappa è fondamentale a secondo dello scopo perché la mappa sia efficace. La seconda variante è il tema della mappa. Dello stesso territorio possiamo avere mappe diverse. Per esempio queste sono mappe tematiche del Veneto. La prima è una mappa fisica, quindi fa vedere i corsi d'acqua, i laghi, le zone pianeggianti, le zone di montagna e a malapena individua i capoluoghi di provincia. La seconda è una mappa di tipo invece uno stradario, no, non è uno stradario, la seconda è una mappa con le località geografiche che ancora ci fa intuire dove sono le zone di montagna e di pianura, però è ricca di informazioni con i nomi dei vari luoghi del Veneto. La terza è una mappa stradale che ci fa vedere soprattutto le connessioni. Vedete che qui si è perso l'aspetto orografico, fa vedere soprattutto le strade che connettono diverse città tra loro. L'ultima è una mappa delle province del Veneto. Mappe diverse della stessa regione ci convogliano informazioni differenti. In un bel libro che in italiano si intitola Le mappe dei miei sogni e ha un titolo inglese completamente diverso, Larsen racconta la vita di questo strano personaggio che interpretava il mondo riducendolo a mappa, faceva mappe di qualunque cosa. La cosa caratteristica di questo libro è che nel libro sono contenute tante mappe pieghevoli, quindi voi arrivate, state descrivendo una certa cosa di cui fa la mappa e trovate la mappa che poi potete aprire dentro nel libro. E Larsen fa dire al suo personaggio: una mappa non si limita a fotografare l'esistente, ma formula e dischiude proposte di senso. Formula e dischiude. Quindi vuol dire che una mappa in realtà ci rivela qualcosa che noi prima non sapevamo.
Cioè una mappa è costruita con un determinato criterio, ma ci permette, una volta che noi andiamo a studiarla, di comprendere cose che prima noi non sapevamo. Per esempio, una mappa stradale ci può far vedere una strada che connette Vicenza a Treviso alla quale noi non avevamo mai pensato. Per tutta una vita abbiamo preso la provinciale che da Vicenza va a Treviso, guardando sulla mappa scopriamo che esiste un altro modo per arrivare da una città all'altra. Ecco, questo perché la mappa ha un contenuto informativo che, se ben sfruttato, ci fa capire delle connessioni o ci illustra delle connessioni alle quali noi magari non avevamo mai pensato. Un'altra caratteristica delle mappe, contenuta in un bellissimo libro di Borges, è un racconto nella storia universale dell'infamia. Il racconto si chiama, non a caso, Il rigore della scienza, ed è scritto benissimo. È una pagina di questo racconto. Dice: in quell'impero che è la Cina, l'arte della cartografia giunse ad una tal perfezione che la mappa di una sola provincia occupava tutta una città e la mappa dell'impero tutta una provincia. Col tempo queste mappe smisurate non bastarono più. I collegi dei cartografi fecero una mappa dell'impero che aveva l'immensità dell'impero e coincideva perfettamente con esso. Ma le generazioni seguenti, meno portate allo studio della cartografia, pensarono che questa mappa enorme era inutile e non senza impietà la abbandonarono alle inclemenze del sole e degli inverni. Nei deserti dell'Ovest sopravvivono lacerate rovine della mappa, abitate da animali e mendichi. In tutto il paese non c'è altra reliquia delle discipline geografiche. E qui ci dice un'altra grande verità: la mappa deve essere sintetica. Una mappa che sia isomorfa al territorio, che coincida col territorio, è inutile, perché non la posso consultare, perché non contiene informazioni che mi servono per orientarmi sul territorio. Quindi una mappa deve essere necessariamente dotata di un forte potere di sintesi, altrimenti è inutile. E qui entriamo in un argomento molto interessante: come fanno gli scienziati a scegliere tra teorie rivali? Cioè, molto spesso nella storia della scienza sono state proposte spiegazioni diverse per lo stesso fatto, per lo stesso insieme di fatti, e bene o male la comunità scientifica nel tempo ha sempre trovato il modo di scegliere una spiegazione invece che un'altra. In base a che cosa? In base a una serie di criteri. Due criteri sono interni. Un criterio assoluto, che è il criterio di coerenza logica. Il primo requisito è la coerenza interna della teoria, ovvero l'assenza di contraddizioni logiche. Se una teoria è autocontradittoria, ovviamente non può essere una teoria scientifica. Ma il criterio molto forte, che è un criterio relativo però estremamente importante per gli scienziati, è quello di sinteticità o economicità. Si riassume con l'argomento del rasoio di Occam: entiam non sunt multiplicanda praeter necessitatem, cioè non devo moltiplicare gli enti teorici se non ne ho necessità. La spiegazione più sintetica è quella da preferire. È un pregio riuscire a spiegare in modo sintetico. Questo tecnicamente si chiama compressione algoritmica, e questo ha portato le discipline scientifiche a far uso del formalismo matematico, perché il formalismo matematico permette di sintetizzare un'enorme quantità di informazione in una formula, e quindi un modo molto potente per sintetizzare la conoscenza scientifica. E poi ci sono dei criteri esterni. Un criterio assoluto ovviamente è l'assenza di evidenze contrarie. Una teoria non deve essere falsificata da evidenze contrarie alle sue previsioni. Se io sostengo tutti i cigni sono bianchi ma poi trovo un cigno nero, la teoria tutti i cigni sono bianchi è evidentemente falsa. Poi c'è l'efficacia esplicativa, che è un criterio relativo debole, cioè una teoria è tanto migliore quanto più fatti noti riesce a spiegare, e di questo parleremo tra poco. Ma soprattutto un criterio relativo forte è la capacità predittiva. Una teoria capace di predire fenomeni nuovi è da preferire a una semplicemente esplicativa. Cioè, quando io mi trovo davanti a due teorie che mi spiegano ugualmente bene, più o meno ugualmente bene, i fatti noti, ma fanno previsioni diverse, qui ho
un elemento forte, uno strumento forte per decidere quale è giusta e quale non è giusta. Vado a vedere quale delle due mi sta facendo previsioni su fenomeni ignoti corrette. Le teorie scientifiche sono strumenti potenti, ma sono strumenti che hanno dei limiti. Sono prodotti dell'intelletto umano, soggette nel tempo ad evoluzione, mutamento e obsolescenza, come tutta la cultura. Una teoria non può mai essere dimostrata definitivamente esatta. Su basi sperimentali è possibile solo la sua temporanea corroborazione o definitiva falsificazione. Questa è nota come asimmetria di Popper, cioè è il famoso limite dell'induzione. Io se ho una tesi, appunto tutti i cigni sono bianchi, posso corroborarla vedendo sempre più cigni bianchi, 10, 100, 1000, 10.000 cigni bianchi, ma questo non significa che tutti i cigni siano bianchi. Infatti mi basta trovare il primo cigno nero e ho falsificato la tesi che tutti i cigni siano bianchi. Quindi c'è una simmetria tra corroborare e falsificare. Corroborare è uno sforzo, un lavoro infinito, falsificare si può basare su un solo controesempio. Mi basta un singolo controesempio che falsifica l'ipotesi e l'ipotesi è eliminata. E poi c'è una cosa che ha un nome complicato, ma in realtà è un concetto semplice, che è la sottodeterminazione delle teorie rispetto ai dati sperimentali. I dati sperimentali non determinano in maniera decisiva e univoca la teoria che li spiega e interpreta, cioè non basta avere dai fatti, non estrapolo solitamente un'unica teoria che mi spiega quei fatti. C'è o ci sarà quasi sempre almeno un'altra teoria compatibile con i medesimi dati osservativi. Questa è una tesi sostenuta da vari storici delle scienze ed è nota come tesi di Duhem-Quine, perché fu formulata da Duhem all'inizio del secolo, del Novecento, e poi ripresa negli anni 50 da Quine. La spiegazione è semplice. Pensiamo alla conoscenze astronomiche nel 1630. Esistevano due teorie, quella di Copernico e quella di Tycho Brahe, che ho chiamato T1 e T2, che spiegavano ugualmente bene l'insieme dei dati noti, cioè la posizione, il Sole, la posizione dei pianeti, l'evoluzione dei pianeti nel tempo, l'esistenza di comete, eccetera, eccetera. Cioè l'insieme dei dati astronomici noti nel 1630 era ugualmente spiegato bene, che è quel nucleo azzurro in centro, era ugualmente spiegato bene sia dalla teoria di Tycho, che era per esempio sostenuta dai Gesuiti, sia dalla teoria copernicana, che era sostenuta per esempio da Galileo e da Keplero. Quindi questo era un caso di sottodeterminazione delle teorie rispetto ai dati osservativi, cioè non mi bastavano i dati osservativi per decidere quale delle due teorie fosse corretta. Se andiamo a vedere la situazione un secolo dopo i dati osservativi sono aumentati moltissimo. L'uso sistematico di strumenti di telescopi ha permesso di arricchire tantissimo la conoscenza e i dati osservativi di tipo astronomico. Allora, i dati osservativi che si sono accumulati nel secolo che va tra il 1630 e il 1730 sono ancora tutti compatibili col modello copernicano, ma sono in contrasto. Vedete, c'è tutto un nucleo di fatti che esulano dalla capacità esplicativa del modello di Tycho. Quindi queste due teorie, che un secolo prima erano equivalenti, un secolo dopo non lo sono più. L'evoluzione storica ha portato a confermare, a corroborare il modello copernicano e a smentire quello ticonico. E quindi questo introduce il concetto di verità temporanea nella scienza. Questo ha un brutto nome, ma è un concetto importante. Il nome è provvisorialismo. La realizzazione del processo della scienza stessa, e specialmente del suo progresso estremamente rapido, è destinata a mettere in discussione proprio l'oggetto centrale della filosofia, la verità. Dapprima nel corso di una vita, quindi in un decennio, e ora in un solo anno, abbiamo scoperto nuovi fatti fondamentali e l'intera visione dell'universo è destinata a mutare. Non vi è ragione di credere che questo processo rallenti, al contrario, acquista velocità.
Questo fatto deve essere riconosciuto e io l'ho chiamato provvisorialismo. È convinzione che quando pensiamo noi oggi, da qui a poco tempo sarà pensato da altri in modo diverso e migliore. La verità assolve così una funzione dinamica. Noi crediamo per il momento, sapendo perfettamente che è soltanto per il momento. Questa frase è in un manuale di storia della scienza molto voluminoso, scritto da Bernal in 2 grossi volumi del 69, un libro di impianto marxista che contiene tuttavia un'enorme quantità di informazioni tecniche sulla storia della scienza estremamente interessanti. E questo è detto anche da una filosofa contemporanea, sul rapporto tra scienza e verità. Non esiste un legame perfettamente speculare tra i modelli, le regole, i calcoli della scienza e la realtà. E questo non significa affatto che la scienza non abbia avuto e non abbia intenzione di dire il vero. Lo dice con forza, invece, all'interno del proprio orizzonte speculativo. Una teoria, potremmo dire, rappresenta la migliore approssimazione alla verità scientifica attualmente disponibile. Questo attualmente disponibile è proprio la tesi del provvisorialismo. È la miglior verità a cui abbiamo accesso finora, e sapendo già che in futuro la situazione cambierà. Mi occupo adesso molto brevemente, per mancanza di tempo, della genesi delle teorie scientifiche. Cioè le teorie scientifiche sono fondamentali nello strutturare la conoscenza scientifica, ma resta una questione molto importante di come nasca una teoria scientifica. Cioè come mai a un certo punto qualcuno pensa una nuova teoria scientifica. C'è stato un contributo, questa è una storia estremamente lunga che, volendo ricostruirla, parte dalla logica di Aristotele, dai 4 modi di Aristotele, induzione, deduzione, abduzione di 3, abduzione eccetera. È tutta una storia di come si fa una scoperta scientifica che parte con la verità logica di Aristotele, passa attraverso il metodo scientifico di Galileo, il positivismo eccetera. È una storia che non ho modo di ripercorrere in questo contesto per mancanza di tempo. Mi limito a parlarvi dell'ultimo, quello che probabilmente è l'ultimo capitolo di questa lunga storia, capitolo che è stato scritto da Albert Einstein. Questa è la copertina, l'ultima copertina della rivista Einstein, della rivista Time, del dicembre del 99. Time ogni anno pubblicava, era un settimanale che dedicava l'ultimo numero di ogni anno al personaggio dell'anno. Siccome col 99 finiva il secolo, dedica l'ultima copertina al personaggio del secolo, e il personaggio del XX secolo è risultato essere Albert Einstein. Albert Einstein nel 1952 scrive in una lettera all'amico Solovin, che era stato un suo compagno di studi con cui si era mantenuto in rapporto epistolare per tutta la vita, scrive una lettera di 2 pagine nel 1952 con questo schizzetto difficilmente interpretabile, che però lui nella lettera poi spiega e che io ho riprodotto, ho preso da una riproduzione più chiara dello stesso disegno, uno schema più chiaro dello stesso disegno della lettera di Einstein a Solovin. Allora, tutto parte dal piano dell'evidenza empirica, quella linea retta che è una E, quella è l'evidenza empirica. Cos'è l'evidenza empirica? È quello che noi osserviamo. Su questo tavolo c'è un microfono e un computer. Davanti a me ho una platea di persone sedute, alle mie spalle c'è uno schermo. Questa evidenza empirica è intersoggettiva, cioè tutti, a meno che uno non sia alterato o menomato, conveniamo su questi enunciati che sono intersoggettivi. Ma questo non ci dice molto del mondo, al massimo ci dice come il mondo è fatto. È una descrizione del mondo, non è una comprensione del mondo. L'obiettivo della scienza è arrivare invece a una comprensione razionale del mondo. Einstein dice che questo viene fatto mediante un salto speculativo, quella linea J1 che non parte dal livello della evidenza empirica, non si sa da dove parta, è sospesa, è una intuizione autonoma della mente dello scienziato, è un'intuizione creativa. Lui dice è come la
concezione di un brano musicale da parte di un musicista o di una poesia da parte di un poeta, cioè una creazione libera dello spirito umano. Questa intuizione porta alla formulazione di un assioma, cioè di un'idea generale di come è strutturato il mondo. In fisica diremmo di un principio, quindi quel pallino blu è quel principio a cui lo scienziato è arrivato con un'intuizione che non si capisce bene come si sia originata. Da quel principio discendono logicamente delle leggi, S1, S2, S3 sono delle leggi fisiche che vengono dedotte logicamente, quindi c'è una deduzione logica forte, c'è una certezza che connette l'assioma con le leggi. Quindi io a questo punto ho una serie di leggi fisiche S1, S2, S3. Cosa faccio? A questo punto devo fare degli esperimenti, cioè faccio dei test delle mie leggi confrontandole con l'esperienza. Sono quei trattini, quelle linee tratteggiate che scendono verso il basso. Sono tratteggiate perché non danno certezza. Gli esperimenti ci dicono che con ottima probabilità quella legge è corretta, ma non siamo proprio sicuri perché è un modo è una deduzione non logica, è una deduzione empirica. Potrebbe essere che io sto interpretando quelle leggi nel quadro del mio esperimento, ma in un modo completamente sbagliato. Pensate alla teoria di Tycho per spiegare il sistema solare del 1630. Potrei trovarmi in una situazione analoga. Sembra che tutto vada bene, ma in realtà mi sto sbagliando. Quindi non c'è certezza logica mediante l'esperimento che connetta la legge all'evidenza empirica, c'è una ottima probabilità. Newton dirà che l'esperimento ci fornisce la quasi certezza di essere nel vero, e sottolinea la quasi certezza. E però tramite l'esperimento torno a livello dell'empiria, a livello del mondo così com'è. Allora, che cosa ho fatto? Ho fatto un giro dell'oca? Ho fatto un percorso che mi ha riportato esattamente al punto dov'ero? No, perché nel far questo ho costruito una visione scientifica del mondo, ho capito come funziona il mondo, cioè ho ridotto la pluralità dei fenomeni a un'unità di principio da cui derivano delle leggi. Per Einstein lo scopo della scienza è proprio questo, fornirci una Weltanschauung, cioè una visione razionale, una visione razionalmente coerente della realtà. E questo è lo scopo della scienza che si ottiene con questo processo scientifico che passa attraverso le teorie costruite in questo modo. Adesso, nella terza parte, invece mi occuperò dell'evoluzione della scienza. Per brevità partirò non dalle origini della rivoluzione scientifica del 600, ma un po' più tardi, dall'800, dal grande successo della scienza nell'800. Il termine scienziato, ad esempio, è nato nell'800. Risale al filosofo storico della scienza William Whewell, il quale propose tale termine nel 1834 in una recensione di un libro sulla storia della scienza di una donna, Mary Somerville, che fu forse la prima, una delle prime donne, a parte alcune donne savant del Settecento, fu la prima a occuparsi nell'Ottocento di storia della scienza. E lui dice, così come chi si occupa di arte ha un termine specifico che è artist, dovrebbe esserci un termine che identifica chi si occupa di scienza, e io propongo di chiamarlo scientist, per cui da lì nasce il termine scienziato. Il positivismo identifica la scienza con l'evidenza positiva, con il vedere per credere. Vedere per credere è stato il tipico atteggiamento positivista del XIX secolo, che basava la conoscenza scientifica sull'evidenza positiva, sui fatti certi, sull'osservazione diretta e documentata, e a questo proposito è stato molto importante la nascita della fotografia. La nascita della fotografia ha permesso una sintesi enorme. Pensate
bellissimi libri di botanica illustrata del 500 e del 600. Per fare un libro così lo scienziato ci metteva una vita e doveva essere un bravo illustratore o disporre di un bravo illustratore, e fare un libro che contenesse 200 piante richiedeva una vita per disegnarle. Con la fotografia cambia tutto. La fotografia è rapida, è facile da ottenere ed è oggettiva. Cioè una fotografia un tempo non era falsificabile, quindi quello che era mostrato dalla foto era una evidenza scientifica. E quindi questa è proprio l'immagine positivistica dello scienziato, l'uomo che osserva. L'uomo che osserva tramite uno strumento al microscopio. Osserva, cataloga, classifica. Quindi questo è proprio il modo con cui il positivismo vede il progredire della scienza. A questo proposito c'è un quadro bellissimo che sta al Museo d'Orsay. È un quadro di un autore, di un pittore oggi non famoso, Albert Edelfelt, che era dell'Accademia, del periodo accademico francese, che è un Pasteur, Louis Pasteur in laboratorio. Io trovo che sia un grande capolavoro, forse non di pittura ma sicuramente di comunicazione. È costruito con enorme abilità propagandistica. Allora, che cosa sta facendo Pasteur? Sta osservando. È lì che guarda che cosa c'è dentro quel contenitore di vetro. Quindi, primo messaggio, la scienza si basa sull'osservazione, idea positivista. Seconda cosa, la scienza ha bisogno di strumenti. Pasteur non è per strada, non è a casa sua, non è in un caffè, è in laboratorio. Cioè è circondato da strumenti scientifici, il microscopio, le provette, gli alambicchi, eccetera, che gli permettono di fare delle osservazioni secondo il metodo scientifico. Quindi servono degli strumenti, non è semplice osservazione, ma è una osservazione guidata dal metodo. Terza cosa, che cosa ha in mano Pasteur? Un taccuino, cioè l'osservazione va annotata. Quello che lui vede deve registrarlo, deve farlo diventare informazione. Ma questa informazione non è scorrelata da tutto un insieme di conoscenze che già si acquisiscono, che già si hanno, perché il braccio di Pasteur poggia non a caso su quel grande libro. Quel grande libro è il manuale che contiene tutta la conoscenza già nota. Quindi la nuova conoscenza si connota come un accrescimento dell'enorme patrimonio di conoscenza già accumulato. Sarà la pagina aggiunta alla prossima edizione dell'enciclopedia. Quindi esiste una tradizione di sapere e lo scienziato deve conoscere quello che è stato fatto prima di lui per poter arricchire il sapere di una nuova pagina, cioè aggiungere nuove osservazioni che costituiranno le nuove informazioni, le nuove scoperte che entreranno nella prossima edizione dell'enciclopedia. Ultimo tocco, il vestito di Pasteur. Pasteur non è vestito come uno scienziato in laboratorio. È vestito come un uomo che sta andando all'opera o un diplomatico che sta andando a un ricevimento. Perché questa falsificazione? Perché questo messaggio falso ma importante? È per dare importanza al ruolo dello scienziato. Cioè il pittore ci sta dicendo: guardate che lo scienziato è importante tanto quanto il borghese ricco, tanto quanto l'uomo di Stato, è un elemento fondamentale della nostra società, e allora lo veste in un modo che lo nobilita, che gli dà importanza, anche se chiaramente Pasteur in laboratorio si toglieva il vestito bello e si metteva sopra un camice bianco. Però questo fa parte della capacità, come posso dire, retorica di quest'opera, che vuole convogliare un significato preciso. E le immagini che abbiamo visto si riferiscono all'attività quotidiana dello scienziato: indagare, confrontare, classificare, catalogare secondo una precisa teoria. Si tratta di ricerche svolte con prassi ben codificate, secondo regole e norme precise, per agire con metodo scientifico.
Questo lavoro di accrescimento continuo della conoscenza viene chiamato scienza normale da Kuhn nel suo libro La struttura delle rivoluzioni scientifiche del 62, che secondo me è il singolo libro più importante di filosofia della scienza del Novecento. Esistevano vari modelli di evoluzione della conoscenza scientifica. Secondo il positivismo, la conoscenza si accumula in modo continuo. È quello che abbiamo visto nel quadro, no? Il grosso libro con la conoscenza già acquisita e Pasteur che sta studiando per aggiungere un nuovo capitolo al libro della conoscenza. Quindi il positivismo ha l'idea del sapere scientifico che si accresce a strati che uno successivo all'altro, come la struttura di una cipolla. Gaston Bachelard, filosofo e storico della scienza francese, dice che la conoscenza pregressa è invece un ostacolo epistemologico. La nuova conoscenza implica una rottura epistemica. Lui la chiama la filosofia del non, cioè la nuova scienza si afferma come negazione della scienza precedente. Per fare un esempio, la scienza galileiana, la meccanica galileiana che si afferma in contrasto, in opposizione alla meccanica aristotelica. E quindi secondo Bachelard c'è una continua crisi evolutiva della conoscenza scientifica. Quindi vedete due spiegazioni completamente opposte. Da una parte un'idea continuista e dall'altra un modello discontinuista. Thomas Kuhn propone invece un sistema alternato, cioè un'alternanza di fasi continue, che lui chiama scienza normale, a cui si contrappongono delle fasi discontinue che lui chiama rivoluzioni scientifiche. Questo è il libro di Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche. E allora, alla scienza normale, secondo Kuhn, storicamente si avvicendano periodi di rivoluzione scientifica che sono spesso legati alla figura di uno scienziato importante che noi riteniamo oggi rivoluzionario. Pensiamo ai nomi di Galileo, Newton, Darwin, Einstein. Durante una rivoluzione scientifica si ha quello che lui chiama cambiamento di paradigma. Paradigma è un termine che lui definisce, un termine molto, molto importante nell'analisi kuhniana, che ha un significato molto preciso, ed è l'insieme di teorie, leggi, strumenti, ma anche di preconcetti, tassonomie e linguaggi che definiscono una tradizione di ricerca. Quindi il concetto di paradigma è un concetto molto più ampio del semplice concetto di teoria. Contiene anche le pratiche, contiene anche gli strumenti di conoscenza, contiene anche gli strumenti scientifici, contiene anche le tesi, la difesa delle tesi fatta in modo retorico e non scientifico. Cioè un paradigma è un contesto di conoscenza che si struttura in maniera organizzata. A seguito di una di queste rivoluzioni cambia il paradigma di riferimento. Il criterio per cui un paradigma risulta vincitore su altri consiste nella sua forza persuasiva e nel grado di consenso all'interno della comunità scientifica. Cioè non è una questione puramente razionale e logica. Lo scontro tra paradigmi si assomiglia molto a uno scontro ideologico tra teorie politiche rivali. Non vince quello che è più convincente, vince quello che è più forte in termini storici e sociologici. Un nuovo paradigma, una nuova visione scientifica del mondo non è dimostrabile scientificamente, non deriva da un'evidenza empirica, non è riconducibile a una serie ben precisa di fatti. È connesso con le opinioni individuali, con le propensioni filosofiche, con le credenze religiose, con l'ambiente culturale e sociale in cui si vive. Per questo la rivalità tra paradigmi scientifici assomiglia spesso più a uno scontro ideologico politico che a un confronto tra teorie scientifiche. Secondo lo storico Jürgen Renn, 3 fattori caratterizzano le rivoluzioni scientifiche ad ampio impatto sociale. Il nuovo paradigma, che è la causa scatenante, che mette in crisi il quadro teorico concettuale accettato. La concretezza, il nuovo paradigma si materializza in manufatti o tecnologie che incorporano le nuove idee, diffondono e stabilizzano il paradigma. Pensate per esempio con la rivoluzione galileiana l'impatto che ebbe il cannocchiale.
Il cannocchiale fu uno strumento che incarnava il concetto della rivoluzione scientifica galileiana e newtoniana, e produce due strumenti, il telescopio a rifrazione e il telescopio a riflessione, che cambiano la storia dell'astronomia. E poi l'impatto culturale, la trasmissione e disseminazione della nuova conoscenza socialmente accettata, cioè un paradigma si impone quando viene accettato a livello sociale. E vediamo un po' com'è questo schema della struttura delle rivoluzioni scientifiche proposto da Kuhn. Per Kuhn esiste un periodo pre-paradigmatico. Pensate agli popoli primitivi, alla spiegazione dei fenomeni naturali in termini di divinità che erano responsabili di quel fenomeno. Giove pluvio per la pioggia, Cerere per i raccolti, eccetera, eccetera. Cioè una divinità, una spiegazione prescientifica legava a una divinità un fenomeno fisico o naturale. Poi arriva l'accettazione del nuovo paradigma. E allora da quel momento si sviluppa una conoscenza, una scienza normale all'interno del paradigma. Questo per esempio potrebbero essere le prime teorie filosofiche per cui tutto è generato dall'acqua oppure tutto è generato dal fuoco, cose di questo genere, che portano a una prima formulazione di teorie su come è fatto il cosmo. Si sviluppa una scienza normale all'interno del paradigma, ma man mano che si sviluppa questo paradigma nascono delle anomalie, cioè dei fatti strani che non sono in accordo col paradigma. Se le anomalie persistono, queste anomalie mettono in crisi il paradigma, c'è una fase degenerativa del paradigma che porta alla crisi del paradigma. Questa crisi del paradigma prima o poi porta a pensare a un nuovo paradigma, alla nascita di un nuovo paradigma che si sostituisce al precedente e si ha una rivoluzione scientifica. E a questo punto si torna all'inizio di questo ciclo, cioè il nuovo paradigma diventerà scienza normale e via e via. Con un schema possiamo vedere scuole e teorie diverse che si coagulano nella formazione di un paradigma che definisce quella che è considerata la normalità, e quindi viene fatta una ricerca, cioè una spiegazione del reale nel contesto di quel paradigma che è considerato scienza normale, e però nascono delle anomalie che sono quelle linee divergenti che escono dall'asse del paradigma. Queste anomalie a volte rientrano, vengono spiegate e rientrano, a volte invece no, continuano a divergere, a essere in contrasto col paradigma, e a volte queste anomalie puntano in una precisa direzione, cioè pensate a tutte le anomalie che ha studiato Copernico per mettere in discussione il sistema tolemaico e proporre invece il sistema copernicano. Allora queste anomalie, bene o male, concorrono alla formazione di un nuovo paradigma che si scontra col vecchio. Se risulta vincente, questo paradigma definisce una nuova scienza normale, per cui si farà ricerca in un contesto non più tolemaico ma copernicano, e poi man mano anche qui ci sarà un'evoluzione che porterà all'osservazione di anomalie che possono rientrare o possono degenerare. I protagonisti di una rivoluzione scientifica sono dei visionari che interpretano la realtà in modo radicalmente diverso dai loro colleghi. Sono portatori di una diversa visione del mondo, che con un termine filosofico tedesco dell'Ottocento si dice Weltanschauung, c'è il potere agglutinante del tedesco, Welt è mondo, e visione del mondo, e contribuiscono a modificare lo spirito di una data epoca, anche qua termine a filosofia tedesca dell'Ottocento, Zeitgeist. Si tratta, altro termine tedesco, di un riorientamento gestaltico dal verbo gestalten, che significa mettere in forma, dare significato. Il risultato, la Gestalt, è una nuova forma strutturata, completa e dotata di senso, cioè è un cambio di visione, è un cambio di occhiali, è una concezione nuova della realtà. La realtà è la stessa, ma la leggo, la vedo e la interpreto in un modo diverso da prima, perché ho cambiato il mio criterio di osservazione di quella realtà. Sono tipiche di questo modo, di questa possibilità di vedere le cose la stessa cosa in due modi diversi, quelle figure che sono dette bistabili.
Per esempio nella prima, a secondo di, di quando la osservate, potete vedere la testa di un'anatra o la testa di un coniglio. Il becco dell'anatra diventa nella figura complementare le orecchie del coniglio. Oppure a destra, più difficile da vedere, io a volte faccio fatica, c'è una giovane donna con un velo in testa, oppure una vecchia. Il mento della giovane diventa il naso della vecchia. La caratteristica delle figure bistabili è che non potete mai vederle entrambe contemporaneamente, potete vedere una o l'altra, ma non riuscite mai a vederle entrambe. Questo è proprio quello che succede quando c'è un cambio di paradigma. La stessa cosa la vedete in un modo completamente diverso. Non è cambiata la realtà, è cambiato il vostro modo di vedere la realtà. Occorre quindi credere che la realtà sia strutturata in un certo modo per vedere le cose note sotto una luce diversa, comprendere nuove connessioni, rivalutare fatti prima trascurati o ritenuti irrilevanti. Non basta, diceva Galileo, non basta guardare, occorre guardare con occhi che vogliono vedere, che credono in quello che vedono. E vedete che qui entra prepotentemente la parola credere. Credono in quello che vedono. Cioè, quindi qui introduce Galileo nella impresa scientifica un aspetto fideistico. Cioè dovete credere in quello che vedete per poter vederlo, altrimenti vi rifiuterete di accettare quella nuova realtà. Allora fisica e metafisica non sono poi forse così distanti. E infatti adesso ci occuperemo proprio della relazione tra scienza e metafisica. Metafisica in Aristotele significa dopo i libri di fisica, ma anche oltre le cose fisiche, e modernamente è l'insieme delle idee, categorie, concetti, tendenze culturali che formano la visione del mondo, la Weltanschauung, e costituiscono lo spirito di una data epoca, lo Zeitgeist. Dice sempre Cristina Muccioli: per metafisica si intende il modello intellettuale e concettuale al quale aderiamo per tentare di addomesticare il mondo. Quindi è un nostro quadro concettuale di riferimento che noi utilizziamo per cercare di capire la realtà. La matematica, una teoria fisica, è formata di due parti, formalismo e interpretazione. La matematica, il formalismo, è in sé un linguaggio autoevidente. Se io scrivo F uguale M per A, scrivo da un punto di vista matematico una cosa banale. Sto dicendo che se moltiplico uno scalare per un vettore ottengo un vettore. È una cosa che qualunque studente del primo anno di fisica o di ingegneria ha studiato. Ma i suoi simboli vanno dotati di significato, cioè vanno interpretati perché la teoria abbia un senso. Allora capire che cosa sono F, che cosa sono F, M ed A ha richiesto 2 secoli, da Newton 1687, quando scrive i Principia, a Mach 1883, quando scrive un libro, La meccanica nel suo sviluppo storico-critico, in cui per la prima volta dà una spiegazione razionale e convincente di che cosa siano F, M e A. L'interpretazione del formalismo è quindi una parte essenziale di ogni teoria formalizzata. Dice Max Jammer, che ha scritto un bellissimo libro sulla filosofia della meccanica quantistica, la formulazione e comprensione di una teoria fisica necessita sia del formalismo matematico sia dell'interpretazione epistemologica, quindi non potete fare fisica se non avete anche una parte di interpretazione epistemologica. Esistono 3 livelli di interpretazione. Concreto, stabilire una semantica per il formalismo, cioè dire che cosa è F, che cosa è M, che cosa è A, il quale esprime la conoscenza empirica contenuta nella teoria. Questo livello di interpretazione è inevitabile, cioè tutte le volte che io scrivo una formula fisica devo poi spiegare che cosa sono i simboli che ho usato, se no non sto facendo fisica, sto facendo matematica. Esiste un livello di interpretazione categoriale che è la spiegazione di concetti che la semantica di per sé non esplicita, per esempio se la teoria è deterministica. Capire se una teoria è o non è deterministica è molto importante in fisica, ma non è contenuto nel formalismo, è qualcosa che devo capire facendo un'analisi epistemologica del significato di quella teoria.
E poi esiste un livello di interpretazione metalinguistica, la spiegazione della semantica di un'interpretazione concreta quando tale semantica non è compresa nella teoria. Ad esempio, l'interpretazione di Copenaghen della meccanica quantistica, cioè delle teorie sofisticate e complesse, si prestano a una pluralità di interpretazioni. E anche questo livello di interpretazione è estremamente importante per capire con che bestia si ha a che fare, cioè che cos'è la teoria di cui ci stiamo occupando. Io propongo un modello di teoria fisica fatta in questo modo. La teoria è una specie, è un oggetto che ha due strati, un nucleo, il formalismo più rigido, più duro, meno modificabile, avvolto da un'interpretazione che è quello che abbiamo detto prima, e l'interpretazione è essenziale per il formalismo, è una parte costituente della teoria fisica. La teoria fisica, come diceva Jammer, è data da formalismo e interpretazione. Il tutto appoggia su una metafisica influente, cioè io non costruisco una teoria fisica nel vuoto, in un vuoto concettuale, in un vuoto mentale. Devo avere in testa una struttura del mondo quando comincio a pensare alla mia teoria fisica, cioè io penso una mia teoria fisica a partire da una determinata concezione della realtà e quindi, volente o nolente, c'è una metafisica influente sulla quale si basa la mia teoria fisica. La metafora del vestito. Il rapporto tra formalismo e interpretazione è un po' quello tra noi e i nostri abiti. Noi siamo a stretto contatto con i nostri abiti e il vestito migliore è quello fatto su misura per noi. Ma noi non siamo il nostro abito, c'è il famoso proverbio che dice l'abito non fa il monaco, e cambiamo più spesso il vestito, si dice un altro paio di maniche, perché le maniche nei vestiti rinascimentali si cambiavano più volte al giorno, mentre il vestito si indossava da mattina a sera, e cambiamo più spesso il vestito che non noi stessi. Nemmeno noi siamo immutabili, ma il ritmo del nostro cambiamento, delle nostre cellule, si misura in lustri, la vita dei nostri abiti in stagioni. Quindi il nucleo strutturale di una teoria è molto più stabile ed è quello che connota una teoria, cioè l'equazione che è al nucleo di quella teoria è quello che mi identifica quella teoria. L'equazione di Schrödinger mi identifica la meccanica quantistica. Se io uso e accetto l'equazione di Schrödinger, sto facendo meccanica quantistica. Se io modifico, cambio l'equazione di Schrödinger, non è più meccanica quantistica. È importante distinguere le interpretazioni dalle equazioni, perché tra l'altro è l'equazione che viene solitamente verificata empiricamente, non la teoria. Cioè io in laboratorio verifico l'equazione. Quindi questo mi lascia comunque la libertà di interpretare quell'equazione che in laboratorio è stata corroborata in vari modi diversi. Quindi il lavoro di interpretazione è indipendente dalla verifica sperimentale in laboratorio. La verifica di laboratorio mi dice se è giusta l'equazione, ma il ragionamento speculativo, interpretativo su quell'equazione prescinde dall'esito degli esperimenti. Qual è il significato dell'interpretazione? Dice quali siano e cosa significhino i simboli usati dal formalismo. Ogni interpretazione è una possibile lettura del mondo fisico. Quindi lo scienziato si fa teoreta, giustifica una visione del mondo, interpreta i simboli, dà un nome alle cose, cioè crea una tassonomia. Quindi fa del lavoro filosofico, che lo voglia o no, che ne sia consapevole o meno. Cioè non esiste scienza priva di filosofia. Circa il rapporto tra scienza e metafisica, il punto di partenza nella storia dell'Occidente è un testo di Agostino di Ippona che è De Genesi ad litteram, sull'interpretazione della Genesi, e lui dice che la Genesi, i libri sacri, ci dicono non come è fatto il cielo, ma come si va in cielo, e sostiene il senso che esiste un senso letterale e un senso allegorico nella Sacra Scrittura, ma soprattutto sostiene che la Scrittura non vuole insegnare la salvezza dell'anima, non la struttura del cielo o verità scientifiche,
e che la scrittura non può essere in contraddizione con se stesso o con la scienza. Ovviamente Agostino non diceva con la scienza, diceva con il sapere, perché il termine scienza non esisteva, ma questa è nota come tesi delle due verità, cioè per Agostino esiste una verità di scienza e una verità di fede, e queste non possono mai contraddirsi perché sono entrambe vere. Due verità non possono mai entrare in contraddizione. La rivoluzione scientifica riprese questo concetto ed è proprio Galileo che prende l'idea, il concetto delle due verità di Agostino tramite il Cardinal Bellarmino. Cardinal Bellarmino era uno studioso di teologia e di filosofia che aveva scritto anche un libro sulla tesi delle due verità, e Bellarmino era amico di Galileo. Galileo impara da Bellarmino proprio questa tesi delle due verità, religiosa metafisica da una parte e scientifica dall'altra, che sono indipendenti e non contraddittorie. Questa idea verrà accettata in ambito protestante nel nord Europa, cioè nella generazione dopo Melantone e Lutero. Si affermerà in tutte le chiese protestanti l'idea dell'indipendenza tra scienza e fede, per cui ci sarà una completa libertà della scienza di fare il suo mestiere, purché non metta in contraddizione, non pretenda di entrare nel connambito delle verità di fede. Quindi c'è una indipendenza e libertà reciproca, per cui per esempio ci sarà libertà di stampa nei paesi, in Germania, in Olanda, eccetera, ma non nei paesi cattolici come l'Italia e la Spagna. L'illuminismo mantiene formalmente le due verità galileiane, ma s'afferma di fatto una contrapposizione tra religione e metafisica, viste come oscurantiste da una parte, e ragione e scienza, i lumi, da cui illuminismo, dall'altra. Kant farà un'analisi filosofica, il criticismo, delle condizioni e dei limiti del fare scienza sul modello newtoniano. Lui partirà, il criticismo kantiano parte proprio dalla lettura di Hume, che critica Newton, e dal fatto che Kant, fino a quel momento fervente newtoniano, mette in crisi il modello di spiegazione newtoniana e cerca invece un modello di spiegazione alternativo che sarà quello della critica della ragione di Kant. Per i positivisti nel XIX secolo il progresso della scienza implica storicamente la progressiva eliminazione della metafisica, cioè c'è una contrapposizione tra scienza e metafisica, e là dove arriva la scienza scompare la metafisica. Ci sono tre fasi dell'evoluzione dell'umanità, l'infanzia, la giovinezza, la maturità, e queste si identificano con la religione, la metafisica e la scienza. Ognuna, la fase successiva, induce l'eliminazione della precedente, così come l'adulto non è più un adolescente, non è più un bambino, la verità della scienza elimina le pseudo-verità della metafisica e della religione. I neopositivisti logici all'inizio del XX secolo, il Circolo di Vienna, fanno un'analisi linguistica che cerca di distinguere la scienza dalla pseudoscienza mediante appunto un'analisi logica degli enunciati linguistici. Il loro obiettivo è ancora quello dei positivisti, cioè eliminare i residui metafisici dal linguaggio naturale e costruire una visione scientifica del mondo. Alla fine si renderanno conto che il programma neopositivista non è realizzabile, cioè il linguaggio naturale è un linguaggio che non si presta ad un uso scientifico non ambiguo. Il linguaggio naturale è intriso di metafisica. Alle stesse conclusioni, per una strade completamente diverse, arriverà anche il secondo Wittgenstein, quello che si occupa di linguistica in Inghilterra, arriverà alle stesse conclusioni sul rapporto tra linguaggio e filosofia. Nel XX secolo i due più grandi studiosi, Coiré come storico della scienza e Kuhn come filosofo della scienza, arrivano alla conclusione che la metafisica non è eliminabile dalla scienza. Il progresso della scienza comporta la sostituzione di una vecchia metafisica con una nuova metafisica diversa, ma non per forza migliore della precedente. Però c'è l'acquisizione della inevitabilità di una, chiamiamolo residuo metafisico o struttura supporto metafisico all'interno di una teoria scientifica.
Stanislao Cannizzaro dice una cosa molto interessante a proposito delle teorie scientifiche, di come lui costruiva una nuova teoria. Fo presso a poco come gli ingegneri, i quali distruggono le armature in legno che hanno servito a costruire i ponti, appena essi possono reggersi da loro stessi. Cioè il concetto, dirà Cannizzaro, ma questa idea verrà ripresa anche proprio da Coiré, che il rapporto tra scienza e metafisica è lo stesso rapporto che c'è tra la centina e il ponte. La centina è qualcosa, la metafisica è qualcosa di indispensabile per la costruzione della scienza, cioè della teoria. Poi quando la teoria è completa, cioè quando il ponte è finito, il ponte sta in piedi da solo, possiamo distruggere la centina e dimenticarci che sia mai esistita. Il ponte durerà centinaia di anni e nessuno più si ricorderà della centina. Tutti passeranno sul ponte. Ma è anche vero che il ponte non ci sarebbe mai stato se prima non ci fosse stata costruita la centina. Conclusioni. Filosofia e scienza, fisica e metafisica. La filosofia gioca un ruolo rilevante, anche se misconosciuto, nell'evoluzione della scienza. Fisica e metafisica formano un binomio inseparabile ed è sempre opportuno capire quali siano le premesse metafisiche di ogni teoria fisica. Al contrario, scienza e fede, ancor più scienza e religione, andrebbero tenute accuratamente separate perché si tratta per definizione di domini conoscitivi non comunicanti. Conoscenza scientifica. Una scienza si dice esatta non perché è basata su informazioni infinitamente esatte, ma perché la sua metodologia consente di conoscere il valore dell'indeterminazione associata ad esse, ovvero di conoscere il limite di informazione che esse portano. Cioè, quello che fa della verità scientifica una verità è saper stimare l'errore. Nelle affermazioni scientifiche io devo sapere qual è il limite di validità di quello che sto dicendo, ovvero saper stimare qual è l'errore inevitabilmente connesso alla mia teoria. Alcune verità scientifiche sono indubitabili e diventano conoscenze universali. Il Sole è una stella, cosa che in realtà sappiamo da non tantissimo tempo, da 3 secoli. La materia ha una struttura atomica. I risultati empirici possono essere cumulativi. Vi può essere una stratificazione a cipolla dei risultati, ad esempio meccanica newtoniana, che diventa un caso particolare di quella relativistica. Il sapere scientifico è ecumenico, trasversale alle diverse culture, lingue e credi religiosi. Esperti di epidemiologia si comprendono benissimo tra loro, al di là di tutte le possibili differenze. Tra luce e ombra. Ha detto Nicola Cabibbo, che è stato un grande scienziato ma anche una grande persona, la scienza mira a fornire un'immagine del mondo priva di ombre. È vero, ma nel disperdere una ad una le ombre se ne svelano di nuove, cosicché lo scienziato si trova perennemente, e in questo non è differente dal letterato o dall'artista, a vivere nella zona di confine tra luce ed ombra. Grazie. Grazie per l'interessante conferenza. Mi fa piacere che tu abbia ricordato nelle conclusioni il grande chimico Stanislao Cannizzaro e questo paragone, no, potremmo dire, tra centina e ponte, fisica e metafisica. Ricordo Cannizzaro perché ha lavorato tanto a Genova e quindi come chimico mi sembra giusto ricordarlo. C'è qualcuno che vuol fare un intervento, vuole chiedere qualcosa? Zani, forza Zani. Zani, sono un fisico di quelli sperimentali, molto, diciamo, un badilante della fisica. Però vorrei che mi spiegassi, ho 2 anomalie nel suo discorso. Uno, c'è una fotografia di Enrico Fermi che mette una sonda nella sua pila e ha un camice, non è vestito per niente bene, sembra, diciamo, un giovanotto di laboratorio. E l'altra vorrei che mi spiegasse bene il confronto tra Einstein e la teoria di Curbastro, cioè la teoria matematica dei tensori che è stata usata da Einstein per la sua teoria. Perché Einstein non era granché di matematica, cioè molto più bravo di me, però aveva chiesto aiuto a Hilbert
E Hilbert gli ha detto: scusa, ma c'è già la matematica a 4 dimensioni di Curbastro, Ricci Turbastro, che è torinese, vai a parlare con lui. Tanto Einstein parlava italiano. Quindi sì, no, si sono messi innanzitutto, d'accordo. quello del camice non è una contraddizione. No, Ho ma detto era giusto per- il camice è il modo effettivo con cui uno scienziato lavora in laboratorio, quindi è retorica il fatto di vestire Pasteur in abito di gala, ma ha uno scopo comunicativo e vabbè. Circa Curbastro, allora entrare nei dettagli della cosa ovviamente sarebbe molto complicato. Dico soltanto due cose. Uno, che Einstein dirà che dell'Italia gli piacevano due cose, amava due cose, gli spaghetti e Ricci Curbastro. E c'è un libro pubblicato 2 o 3 anni fa che si intitola proprio Einstein e Curbastro, che è stato pubblicato da uno studioso padovano che analizza in grande dettaglio questo rapporto, che in realtà è un rapporto di maestro-allievo, cioè Einstein va da Curbastro per imparare la matematica di Curbastro, che poi... Sì, era nata indipendentemente perché la matematica è un linguaggio, quindi il linguaggio è precedente alla necessità del suo uso linguistico. Non è così. Attualmente Parisi, che ha preso il premio Nobel, ha costruito una teoria sui vetri di spin che era pura matematica su una fisica un po' così sua, che si dà il caso sia applicabile tranquillamente, anzi con grandi buoni risultati sulle reti neurali, tanto che gli ha dato il premio Nobel per quello. Cioè un matematico, un fisico matematico, ha avuto un'applicazione diretta che ci sta attualmente sconvolgendo un parecchio. No, ma questo non è in contraddizione. La matematica è un linguaggio. A volte esistono dei linguaggi che sembravano inutili, come appunto l'analisi tensoriale, e poi perché non avevano applicazioni, e poi arriva Einstein e dice: ma quello è proprio il linguaggio che mi serve, e lo fa diventare un linguaggio centrale per la relatività generale. Non è l'unico esempio, esistono tanti esempi. Sì, a teoria dei gruppi, cioè esistono tanti esempi di matematiche che sembravano cose assolutamente astratte, fino a quando un giorno qualcuno dice: ma guarda, forse quella matematica lì mi serve per fare questo. In quel momento quella matematica diventa un linguaggio utile per sviluppare una determinata fisica. C'è una domanda, dunque... C'è anche una domanda. C'è una domanda online. Allora, facciamo rispondere. Ipotesis non fingo di Newton è la dichiarazione di Newton di non voler far filosofia quando fa scienza. Cioè lui dice: non voglio partire da delle ipotesi, che è una delle sue, sta proprio nei prolegomeni, nella seconda edizione dei Principia. Newton aggiunge uno scolio, e lo scolio sono delle regole del buon filosofare per fare fisica. Sono 4 regole, e una delle 4 regole, la quarta, dice che non bisogna fare delle ipotesi che non siano e che non emanino direttamente dall'esperienza. Cioè lui dice: per far fisica io devo partire da dei fatti sperimentali, fare l'ipotesi minima, ancora qui rientra in un certo senso il rasoio di Occam, l'ipotesi minima a partire dai fatti che mi serve a spiegare la situazione. Non devo aggiungere ipotesi non fingo, aggiungere ipotesi arbitrarie che, per quanto eleganti e intellettualmente sofisticate, non derivino direttamente dall'esperienza. Quindi è la refutazione del metodo aristotelico di fare sempre nuove ipotesi. Dice: ma se invece succedesse che? Dice: no, la fisica non si fa con
e se invece succedesse che non è un'ipotesi non necessaria, che quindi in fisica non va fatta. Le uniche ipotesi necessarie sono quelle che derivano strettamente dalla evidenza sperimentale, quindi ipotesis non fingo. E dice, quando gli chiedono ma perché c'è l'azione, la gravitazione è una azione istantanea a distanza, e lui dice non lo so, però mi rifiuto di inventare una spiegazione ad hoc, e qui dice appunto ipotesis non fingo, che è esattamente coerente con la quarta regola del buon filosofare dello scoglio della seconda edizione dei Principia. C'è un'altra domanda qui. Dunque, io volevo dire quello che so per quanto riguarda Curbastro, cioè un piccolo pezzettino, diciamo. Però prima volevo agganciarmi a quello che mi era stato spiegato da un astrofisico tanto tempo fa, e questa era la domanda. Aveva spiegato che Einstein, quando si trovava, credo, negli Stati Uniti, praticamente, se non ho capito male, si era affacciato su un grattacielo e aveva visto, diciamo, sa le persone che puliscono i vetri, e da lì sembra che gli sia venuto, questo aveva detto questo astrofisico, gli era venuto in mente l'idea della teoria della relatività, diciamo. Com'è? Sì. No. Sì. Sì, ecco. Ebbi il pensiero più felice della mia vita, cioè un uomo quando in caduta libera non si avverte del proprio peso. Quella è l'idea fondamentale della relatività generale, che è ben prima che, diciamo, Bernard. Scusi, però devo chiederle di venire alla domanda. Sì, no, la domanda era appunto se era vera questa cosa qui. No, è sì, come appunto, dice lui. La prima cosa. Ok. La seconda cosa, diciamo, invece era particolare, che Curbastro aveva presentato il suo, diciamo, questa sua scoperta, diciamo, adesso non mi ricordo se era delle riviste scientifiche italiane, per dei premi, ed era stato bocciato per 2 volte, cioè nessuno aveva capito la potenza, cioè era stato Einstein. Quindi. Sì, esatto. No, ma no, dico, no, è successo, ecco, tutto lì. Grazie. C'è ancora qualche domanda? Sì. Rispetto all'ultimo intervento era stato anche fatto presente che Curbastro aveva chiesto il parere di Francesco Severi, che è un grandissimo matematico, e Severi aveva detto che questo calcolo, che si chiamava anche calcolo differenziale assoluto, cioè calcolo che studia gli invarianti con i sistemi di coordinate, era un lusso inutile, insomma era un esercizio puramente tecnico che però non aveva nessun probabilmente perché Curbastro lavorava con le coordinate, mentre il concetto di tensore come unico elemento, poi bisognava attendere lo sviluppo dell'algebra multilineare. Lavorando con le coordinate tutto diventa più oscuro, quindi era un calcolo che effettivamente risultava molto oscuro ai contemporanei, c'era anche una ragione intrinseca per la scarsa fortuna. Ecco. Prego. Qualche altra domanda? Voi giovani? Niente? Niente? Va bene. Scusa, c'è il professore. Sì, un attimo che c'è una domanda qua e poi lo passiamo. Buonasera, C'è una domanda un po' sociologica. Secondo lei per quale motivo, nonostante gli sforzi encomiabili di giornalisti, divulgatori, comunicatori scientifici come ad esempio Piero Angela, continua, anzi sembra aumentare una mentalità diffusa, antiscientifica, anti-illuminista, antimoderna, dai Novax a non siamo mai andati sulla Luna, al terapiatismo, eccetera. Grazie. Perché ragionare è difficile, perché si fa fatica. È molto più facile prendere per buona la prima panzana che ti raccontano. Pensare criticamente, leggere e studiare è un'impresa faticosa. Come diceva una frase bellissima in Baudolino di Umberto Eco, che c'è il protagonista che a un certo punto fa l'amanuense e scrive e gli vengono le piaghe sulle dita, no? E dice una frase maccheronica che dice: fisti orbo che male ai diti. Fisti orbo che male ai diti, cioè scrivere provoca dolore, anche pensare all'inizio.
Prima di tutto ringrazio per la bellissima relazione. La domanda è un po' il rapporto tra, a me mi ha svegliato ovviamente per affinità la slide di Louis Pasteur, anche se vestito in modo incongruo, cioè il microscopio, che per un ematologo è un po' il simbolo, e il rapporto perciò tra tecnologia e l'avanzamento delle teorie, che spesso ha portato a polarizzazione, tant'è vero che anche oggi si dice: ma are you technology driven o are you biology driven in quello che studi, in quello che fai? E io penso che in prima approssimazione sia un contrasto abbastanza inutile, però l'effetto di certe tecnologie è stato così colossale che mi sembra ragionevole di chiedersi quanto di certe teorie è intimamente collegato a certi avanzamenti tecnologici. Le rispondo dopo perché è una questione che potrebbe diventare molto lunga. Prima vorrei sentire l'ultima domanda e poi le rispondo. La sua. Volevo dire, mi univo all'ematologo, perché in effetti si parla sempre dei grandi scienziati, non si parla mai dei vil meccanici che hanno costruito i loro strumenti. C'è un libro di Paolo Rossi che parlava proprio della storia delle macchine, dei scienziati e le macchine. Sì. Senza quelle gli scienziati... È vero, allora da una parte... Perché fare un telescopio... Storicamente è vero che il rapporto è stato sbilanciato, cioè si è data molto più importanza al teorico rispetto alla realizzazione di chi aveva fatto degli esperimenti, a volte molto complessi, molto delicati, molto sofisticati. Però adesso mi permetto di dire che il rapporto è invertito, cioè l'intelligenza artificiale costituirà un salto di paradigma che noi ancora non riusciamo manco a immaginare. Cioè ci sono voluti 30 anni di lavoro di tutti i biologi molecolari del mondo per sintetizzare la struttura di 3000 proteine. L'intelligenza artificiale AlphaFold in 2 anni ha realizzato la struttura di 300 milioni di proteine, 30.000 o 3.000 o 30.000, non mi ricordo, ma non è significativo questo, in 40 anni di studio di tutti i biologi molecolari del mondo, 2 anni di AlphaFold, 300 milioni di proteine. Va bene, sì, va bene, però voglio dire, questo è è un salto di qualità che noi non riusciamo ancora nemmeno a comprendere, cioè è un modo diverso di costruire conoscenza. Esiste una banca dati open source, aperta a tutti, con tutte le proteine teoricamente possibili, sono tutte lì, e le ha messe assieme in 2 anni l'intelligenza artificiale. È stato il premio Nobel del 24 o 25, non mi ricordo. Questo modo di utilizzare l'intelligenza artificiale applicata alla scienza cambierà le regole del gioco. Non ci sarà fisico teorico e credo tra poco nemmeno alcun matematico, questione di tempo, in grado di competere come estensione conoscitiva con l'intelligenza artificiale. Creatività non lo so, però AlphaFold è lì a dirci che in 2 anni hanno fatto il lavoro che nessuno era riuscito a fare in 40 anni. Quindi in certi campi l'uso dell'intelligenza artificiale cambierà completamente le regole del gioco. Grazie. No, era la risposta. Bene, allora ringraziamo ancora il professor Introzzi. Vi devo dire... Scusa, come? Sì. Dove? Volevo dirvi ancora una cosa, aspettate che devo trovarlo. Ecco,
Giovedì prossimo non ci sarà la conferenza, non ci sarà. La prossima conferenza sarà giovedì 9 aprile, in cui sarà una conferenza in collaborazione con l'Associazione Amici del Museo Doria, che fa qua le proprie conferenze, La fisica è bella e utile di Ugo Amaldi. E poi successivamente andremo, dato al 20 di aprile, con Donatella Failla, storica dell'arte, sulla grande onda di Hokusai, fenomenologia, fortuna, significati di un'icona globale. Grazie ancora e arrivederci. Bello.